Salve, tifosi del Napoli. Abbiamo un aggiornamento scottante direttamente dal mercato dei trasferimenti che promette di far battere il cuore a tutti. Prima di tuffarci nei dettagli, non dimenticate di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre notizie sul Napoli. Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere uno dei temi principali del mercato del Napoli. L'attaccante nigeriano, che si è imposto come una delle stelle della squadra partenopea, è stato oggetto di diverse speculazioni e le intenzioni del giocatore sembrano chiare, secondo Walter De Maggio. Nel corso della trasmissione radio Kiss Kiss Napoli, De Maggio ha rivelato importanti dettagli sui desideri di Osimhen per il prossimo passo della sua carriera. Sebbene abbia già giocato in Ligue 1, l'attaccante è attratto dalla possibilità di giocare in Premier League. Il calcio inglese, con la sua competitività e il suo prestigio, è sempre stato una destinazione per molti giocatori, e Osimhen non fa eccezione. Tuttavia, finora nessuna offerta concreta dalla Premier League è stata in grado di soddisfare le richieste del Napoli. L'unica offerta reale e significativa è arrivata dall'Arabia Saudita, dove i club stanno facendo forti investimenti finanziari per attrarre talenti globali. De Maggio ha sottolineato che, sebbene il calcio saudita non sia il più competitivo al mondo, l'offerta economica è allettante al punto da garantire il futuro di diverse generazioni della famiglia del giocatore. Il problema, però, è la cifra. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fissato un prezzo elevato per liberare Osimhen, 110 milioni di euro. E, secondo il giornalista, qualsiasi offerta al di sotto di questa cifra non verrà presa in considerazione. Finora l'offerta iniziale ricevuta era di circa 65 milioni di euro, cifra prontamente rifiutata. In questo scenario, la telenovela sul futuro di Osimhen è tutt'altro che conclusa, con il giocatore in bilico tra il desiderio di giocare in Premier League e le allettanti offerte provenienti dal mondo arabo. Ora la pressione è sui club interessati a soddisfare le richieste del Napoli. Cosa ne pensate, tifosi del Napoli? Sarebbe meglio tenere Osimhen per un'altra stagione o è arrivato il momento di accettare una grande offerta? Lasciate un commento qui sotto e non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro Napoli.